Sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. 4 i comuni al voto nella città metropolitana, di cui 2 sopra i 15.000 abitanti, San Donà di Piave e Martellago. Niente ballottaggi invece a Pianiga e San Stino di Livenza. Partita a 5 a San Donà, dove il sindaco uscente Andrea Cereser si ricandida col sostegno del Partito Democratico e di 3 liste civiche. A sfidarla un centrodestra diviso. Francesca Pilla ha raccolto le liste di Lega, Noi con l'Italia e Fratelli d'Italia insieme a 2 civiche, mentre Forza Italia, Francesca Zaccariotto e altre 2 liste sostengono Oliviero Leo. I 5 Stelle hanno candidato Angelo Parrotta, Liberi Uguali Francesco Maino. 6 candidati a Martellago, dove Monica Barbiero ci riprova con PD e 2 civiche. Se la dovrà vedere con il candidato ufficiale del centrodestra Andrea Saccarola, sostenuto da Lega, Forza Italia e altre 2 liste, e con l'outsider della stessa area Alessio Boscolo. A sinistra Rifondazione e Comunisti Italiani hanno formato insieme una lista a sostegno di Virginio Castellaro, mentre i dissidi interni hanno impedito all'annunciato candidato dei 5 Stelle Davide Daronche di presentarsi. Diversi militanti grillini della prima ora sosterranno la civica dell'ex consigliere pentastellato Andrea Marchiori. C'è poi la novità Andrea Zago, candidatosi all'ultimo minuto con una lista di professionisti locali. A Pianiga sfida a 3 fra Federico Calzavara del centrodestra, Michele Zanetti dei 5 Stelle e Massimo Mescalchin di Pianiga 2023, civica vicina al Partito Democratico. A San Stino il PD conferma l'uscente Matteo Cappelletto, che se la vedrà con l'ex assessore provinciale leghista Giuseppe Canali, con Dino Sutto di Forza Italia e Fratelli d'Italia e col grillino Gabriele Missio.